Nuovo scontro tra il PD veneziano e la capogruppo in regione dello stesso partito, Alessandra Moretti. Oggetto della diatriba il progetto Tresse Nuovo, presentato da Comune e Autorità Portuale come la soluzione migliore per una viabilità alternativa delle navi da crociera in laguna. Per l'ex candidata governatrice, la recente decisione di MSC di ridurre la presenza di passeggeri a Venezia è la conseguenza di una politica finora dimostratasi miope. Non possiamo più perdere tempo, sostiene, è a rischio un comparto strategico per il Veneto. Parole che fanno infuriare i militanti del PD lagunare. Per la consigliera comunale Monica Sambo si tratta di dichiarazioni personali che non rispondono alla volontà del partito cittadino e soprattutto disattendono a quanto deciso in maniera congiunta in una riunione tra parlamentari, consiglieri regionali e consiglieri comunali del PD. Sulla stessa linea il coordinatore veneziano di Sinistra Ecologia e Libertà Matteo Orlando. Si tradisce un po' l'impegno con gli elettori preso nella fase preelettorale delle regionali, in quanto i programmi comuni, fra l'altro anche con Sinistra Ecologia e Libertà, prevedevano tutt'altre soluzioni. Quando abbiamo condiviso col PD un programma comune a sostegno della candidatura a sindaco di Felice Casson, ricorda Orlando, la posizione scritta nero su bianco non era certo quella di Brugnaro e oggi di Alessandra Moretti. Per fortuna la differenza qui si sente, qui intendo su Venezia, città, comune e anche provincia, se è per quello. Il discorso appunto è che l'Alessandra Moretti, tutto il gruppo PD regionale dovrebbe cercare secondo me di riconnettersi un po' con il territorio veneziano, ma anche semplicemente con la stragrande maggioranza del Partito Democratico veneziano, che ha dimostrato in questi giorni, ma non solo, di avere una visione molto differente rispetto al tema delle grandi navi e dei grandi scavi.